un'iniziativa che culmina poi, anzi per dire la verità, culmina per questa settimana sabato, ma inizia da lì un percorso che è un percorso di informazione politica e di mobilitazione politica. Basta euro, come uscire dall'incubo dell'euro, che è iniziato ieri in anteprima, per così dire, con la manifestazione di Firenze e con l'appuntamento, anzi per meglio dire, di Firenze, del quale abbiamo dato conto prima e che inizierà formalmente a partire da sabato prossimo. Il sabato prossimo sarà possibile nella sala di Via Corridoni a Milano, nella provincia di Milano, sarà possibile assistere nella sala Corridoni, appunto, di Via Corridoni, alla presentazione ufficiale di questa campagna di informazione politica Basta Euro. Però è necessario prenotarsi per tempo perché i posti sono quelli che sono disponibili all'interno della sala, quindi chi vuole partecipare sabato 22 febbraio a Milano alla presentazione di questa campagna politica Basta Euro può telefonare già da subito al numero 0266 234 279. Lo ripeto, 0266 234 279. Sabato inizia questa mobilitazione politica e quest'oggi alle 11:30 c'è la conferenza stampa nella quale il segretario Salvini darà tutte le informazioni relative a questa iniziativa politica, della quale peraltro parla oggi anche il giornale, e ce ne occupiamo praticamente subito. Dopo aver guardato la prima pagina dell'Ansa di stamani, Renzi è da Napolitano per ricevere l'incarico, il Presidente dovrebbe dargli l'incarico di formare il nuovo governo, il solito discorso del Toto Ministri, e poi entro giovedì il segretario del PD dovrebbe giurare, poi andare alle Camere per la fiducia. Per il Toto Ministri si sfila Guerra, l'amministratore delegato di Luxottica. Questo scrive l'Ansa di stamani, c'è poco altro, se non che la borsa di Milano è in lieve calo, lo spread altrettanto in discesa, due notizie di segno opposto. E infine la cronaca nera da Roma. Infastidito dalla musica troppo alta, è sceso dalla roulotte e ha colpito mortalmente un ragazzo di 33 anni con un cacciavite di 30 centimetri. Il fatto è avvenuto al Gianicolo, prestigioso quartiere nel centro di Roma. Protagonista un indiano, 57 anni, arrestato per l'accusa di omicidio. L'episodio è accaduto la notte scorsa sul colle romano del Gianicolo, a 2 passi dal rione di Trastevere. La vittima, in auto insieme col fratello, si era fermata in strada con l'autoradio accesa. L'indiano, infastidito dal volume troppo alto, è sceso dalla roulotte nella quale vive e ha conficcato il lungo cacciavite nel torace del ragazzo di 33 anni, perforandogli un polmone. Il fratello lo ha soccorso e trasportato in ospedale, dove però è deceduto. L'arrestato è ora detenuto nel carcere di Regina Coeli. Per quanto concerne ancora le prime pagine di oggi, vi segnalo molto rapidissimamente, anzi, un articolo sul quotidiano online di Luca Marchi, L'Indipendenza, un articolo di Giorgio Calabresi sui dati economici raccolti dalla Confederazione Generale Industria e Artigianato di Mestre. Se nel 2013 il sistema paese ha risparmiato poco più di 1 miliardo di euro di tasse grazie all'abolizione soprattutto dell'IMU sulla prima casa, quest'anno ne pagheremo 2 miliardi e 400 milioni in più e nel 2015 un altro aggravio di 1 miliardo di euro. Se si riuscirà a tagliare di 3 miliardi le uscite, come previsto dalla legge di stabilità con la spending review, la situazione cambierà segno e si risparmieranno quasi 2 miliardi di euro di tasse. Il tutto non fa i conti però con il fiscal compact di cui abbiamo parlato stamattina in rassegna stampa, che sinteticamente ci imporrà dall'anno prossimo un sacrificio annuale per 20 anni da 20 a 50 miliardi di euro circa all'anno per ridurre il debito fino a portarlo al 60% rispetto al prodotto interno lordo. E poi c'è naturalmente il punto di domanda sulla patrimoniale, in qualunque forma possa verificarsi, che è una delle questioni di cui hanno parlato svariati soggetti vicini a Renzi, mettiamola così, in questi giorni. Staremo a vedere, perché questo è un altro, più che una spada di Damocle, qualcosa di più che pende sulla testa di tutti. Mentre sul quotidiano L'Intraprendente, diretto da Giovanni Sallusti, c'è in prima pagina un articolo di Gianluca Veneziani sulla questione delle tasse e norme demenziali. Il giornalista dell'Espresso, Livadiotti, ha scritto un libro, Ladri, dove definisce come ladri gli artigiani, i piccoli imprenditori e i professionisti. Credendolo solo ignorante, gli consigliamo di farsi un giro tra i capannoni del nord-est o di buttare un occhio al residuo fiscale, cioè alla differenza fra le tasse pagate e ciò che ritorna sul territorio nelle regioni produttive, in particolare Lombardia, Piemonte, Veneto
Emilia-Romagna. E sempre rimanendo al primo piano online dei vari siti di un certo interesse, c'è anche da mettere in rilievo, in evidenza, il primo piano del sito di Beppe Grillo, il nonno di Montecristo, dedicato ancora una volta a Napolitano. Ma noi torniamo alla iniziativa della Lega su questa questione dell'euro. Come vi dicevo, sabato 22 febbraio la presentazione di questa campagna di comunicazione politica e di iniziativa politica a Milano, in via Corridoni, nella sala della provincia di Milano. Chi vuole partecipare è consigliabile che chiami fin da subito, perché i posti sono limitati naturalmente, essendo una sala nella quale ci sono un tot di posti a sedere. Il numero per poter partecipare sabato è lo 0266 234 279, lo ripeto, 0266 234 279, e a partire da sabato lì a Milano nella sala di via Corridoni, ma poi altrove naturalmente dappertutto in tutte le altre città e nelle sedi della Lega, sarà possibile anche avere in mano il libro, un opuscolo più che un libro, un opuscolo molto snello e molto sintetico e estremamente pragmatico sulla questione del basta euro, come uscire dall'incubo dell'euro, 31 domande e 31 risposte, la verità che nessuno ti dice, a cura del professor Claudio Borghi Aquilini, che ieri era con Matteo Salvini a Firenze nell'anteprima di questa iniziativa politica, e con postfazione di Matteo Salvini. Un'altra Europa è possibile. Il volume sarà disponibile a breve, a partire comunque dal prossimo sabato, nelle sedi della Lega e in tutte le occasioni in cui abbiate la possibilità di seguire anche questa iniziativa, questa serie di manifestazioni che si terranno a partire da Milano sabato prossimo in tutte le altre città. Peraltro la questione dell'euro e di come difendersi dall'euro è oggi ampiamente trattata anche dal Giornale, dove c'è un lungo articolo proprio del professor Claudio Borghi Aquilini, già da tempo editorialista del Il Giornale, e dove si ricorda proprio l'iniziativa della Lega, Basta Euro, come uscire dall'incubo, questo manualetto, anzi molto snello, molto rapido, di autodifesa dalle più comuni bugie sull'euro, un manualetto edito e distribuito gratis dalla Lega Nord. Il Basta Euro Tour è iniziato ieri a Firenze e poi appunto a Milano con la presentazione ufficiale il 22 febbraio, subito dopo a Torino, a Genova, a Padova, a Reggio Emilia, Udine e Roma, alcune tra le tappe di questa iniziativa che viene introdotta in qualche modo oggi dal professor Claudio Borghi Aquilini sulle pagine de Il Giornale, in un articolo dove si tratta appunto della questione fondamentale, come difendersi dall'euro e come smontare le bugie sulla moneta unica, rispondendo anche ai più comuni dubbi e timori sull'uscita dell'Italia dall'euro, per tornare a essere indipendenti e padroni a casa nostra. La finalità dell'iniziativa: l'euro è intoccabile, incriticabile e sacro come una divinità pagana, scrive il professor Borghi Aquilini oggi su Il Giornale. Tutto è discutibile nel mondo del relativismo, tranne la moneta unica. Tutto può essere indagato come causa della crisi economica, tranne ciò che ormai gli economisti di tutto il mondo stanno indicando come uno degli errori più grandi della storia, cioè appunto l'euro. I lettori de Il Giornale hanno sempre avuto un'informazione privilegiata su questo tema proibito, da quando la crisi greca ha fatto cadere il velo sull'inganno dell'Eurozona. L'informazione sulle pagine del Giornale è stata sempre accurata e sincera, e abbiamo portato alla vostra attenzione con anni di anticipo temi che soltanto adesso diventano impossibili da nascondere, scrive oggi Borghi Aquilini su Il Giornale. Purtroppo non tutti hanno avuto questa fortuna. A dati oggettivi e considerazioni economiche indiscutibili, i sostenitori dello status quo, e in primis il Partito Democratico, hanno sempre contrapposto le armi del terrorismo informativo e delle bugie più smaccate. Chi criticava l'euro portava dati come quelli indiscussi che abbiamo sempre presentato nei nostri commenti o quelli che si trovano negli articoli e nel libro del professor Alberto Bagnai, mentre chi lo sosteneva portava spesso fantasie, pratica molto più facile ed efficace, perché, come raccontava uno che di propaganda se ne intendeva, una bugia ripetuta rischia di diventare verità. Nascono così le euroleggende che hanno una finalità:
terrorizzare chiunque provi a spostare l'attenzione sulle vere cause della crisi. Martellanti e continue le bugie sull'euro, scrive ancora Borghi Aquilini nell'articolo oggi su Il Giornale. L'euro è stato buono, anzi ottimo, ci ha consentito risparmi di 500, no 600, anzi 700 miliardi e se uscissimo da questo strumento creatore di prosperità, le nostre ricchezze perderebbero di colpo il 20, anzi no, il 30 o addirittura il 40%, parola di Confindustria. L'euro ci ha protetto dalle crisi, ci ha dato stabilità, se lo abbandonassimo saremmo spazzati via come fuscelli. La speculazione internazionale giocherebbe a palla con la liretta, come ha scritto Eugenio Scalfari. Se fossimo meno che anestetizzati, non ci sarebbe neanche bisogno di smentire queste assurdità, scrive Claudio Borghi Aquilini oggi su Il Giornale. Anzi, dovrebbe apparire chiaro a tutti che è proprio con l'euro che stanno avvenendo veramente questi disastri e è con l'euro che il potere d'acquisto degli italiani è crollato, le imprese sono fallite, i risparmi si sono volatilizzati. È proprio con l'euro che abbiamo subito gli attacchi più violenti da parte della speculazione internazionale e proprio in questi giorni sta emergendo qualche verità sulle manovre occulte dell'estate del 2011, quando il governo di centrodestra fu costretto a lasciare il posto a Mario Monti a colpi di spread. Stiamo morendo avvelenati e ci raccontano che se smettessimo di prendere il veleno staremmo male. Un plagio in piena regola. Dopo anni di discussioni in conferenze e dibattiti pubblici, con metà del tempo sistematicamente sprecato per smontare sempre le solite bugie, è arrivato il momento di rispondere in modo ordinato a tutte le domande più frequenti che, legittimamente prestando fede agli allarmismi euristi, assillano gli italiani quando si parla della possibilità di riconquistare la sovranità monetaria, di uscire insomma dall'euro. L'occasione è stata fornita dal nuovo corso della Lega Nord con il segretario Matteo Salvini, che ha deciso di riprendere le intuizioni del primo Bossi e, finora unico fra i leader politici italiani, Salvini ha deciso di schierare il suo partito duramente contro l'euro e contro la dittatura di Bruxelles, alleandosi in vista delle elezioni europee con il Front National di Marine Le Pen, che si appresta a diventare il primo partito francese, e con gli altri maggiori partiti internazionali euroscettici, ricorda Borghi Aquilini oggi su Il Giornale. Tutti questi partiti hanno concordato che la battaglia si sarebbe dovuta giocare sull'informazione e ognuno di essi ha realizzato un piccolo manuale da distribuire capillarmente con la verità sull'euro, spiegata in modo comprensibile a chiunque, anche a chi non fosse esperto di questioni economiche. Dato che i fatti non sono né di destra né di sinistra, non stupisce che, per esempio, in Francia il ruolo di divulgatore economico per Marine Le Pen sia stato affidato a Jacques Sapir, economista dichiaratamente marxista, ma lucidissimo nel denunciare le colpe dell'euro, così come in Italia, dove questo compito è toccato a me, ho pensato di scrivere i fatti non solo con gli occhi del nord, ma guardando a 360 gradi, in modo che chiunque, partito o persona, si riconosca in questi temi, possa aderirvi senza ricadere in vecchi schemi di contrapposizione interna, cioè appunto destra-sinistra, le vecchie ideologie. L'emergenza è adesso, scrive ancora Claudio Borghi Aquilini oggi su Il Giornale, introducendo questo manuale di autodifesa dalle bugie sull'euro, edito e distribuito dalla Lega Nord, del quale poi parleremo brevemente perché è un volume molto snello, molto efficace anche, che riassume in 31 domande e 31 risposte la verità che nessuno dice a proposito dell'Europa, dell'euro soprattutto e della moneta unica, come uscire dall'incubo. Il manualetto lo troverete poi a disposizione a partire da sabato prossimo e poi ancora subito dopo a Torino e nelle altre città, durante le tappe di questo Basta Euro Tour, che verrà spiegato tra poco, tra una mezz'oretta circa, proprio qui dalla sede di Via Bellerio, in conferenza stampa da Matteo Salvini. E vi ricordo anche, lo faccio ripetutamente, che chi vuole prenotare la propria presenza sabato a Milano, in Via Corridoni, alla presentazione ufficiale all'inizio di questo Basta Euro Tour, può chiamare allo 02
66 66 234 279. Ripeto, 02 66 234 279. Torniamo al pezzo però introduttivo di oggi di Claudio Borghi Aquilini. L'emergenza è adesso, scrive Aquilini. Ogni secondo perso porta con sé il suo carico di sofferenze, insicurezza e disoccupazione, agevolate da figure diverse come Monti, Letta e Renzi, ma uguali nel ruolo di fedeli esecutori degli ordini di un'Unione Europea dominata dalla Germania e dai suoi interessi. Nasce così il volumetto Basta Euro, come uscire dall'incubo, un manuale verità gratuito, distribuito appunto e edito dalla Lega Nord, in difesa alle bugie più comuni e che è stato presentato non a caso in anteprima proprio ieri nella Firenze di Renzi, con una conferenza pubblica mia insieme a Matteo Salvini, scrive il professor Claudio Borghi Aquilini. La presentazione ufficiale sarà il pomeriggio del 22 febbraio a Milano, sabato prossimo, con una conferenza all'auditorium della provincia di Milano, in via Corridoni, seguita da un vero e proprio tour per molte città italiane. Il manualetto presenta 31 domande, idealmente una al giorno per un mese. In tutte le altre, scrive ancora Borghi Aquilini, si cerca di coniugare il rigore economico con il linguaggio, concetti ed esempi commestibili per tutti. Ovviamente è fondamentale la spiegazione di base, quella che i lettori del giornale conoscono, cioè che un'unica moneta per economie differenti non può funzionare. Chi si ritrova con una moneta troppo pesante rispetto a quella che avrebbe se non avesse la moneta unica, si ritrova col listino dei prezzi dei propri prodotti troppo caro, compra facilmente beni prodotti all'estero che sembrano essere molto convenienti, ma così facendo si scava la fossa, perché non è pensabile consumare senza produrre, dato che alla lunga la disoccupazione diventa così alta che non sarà più possibile sostenere l'economia, il welfare e le pensioni. In parallelo, la moneta unica favoriva il debito estero a tassi convenienti, realizzando un cocktail mortale di calo della competitività e aumento del debito privato. È il caso di tutti gli stati della cosiddetta Europa periferica, ugualmente in crisi, indipendentemente dai livelli di debito pubblico, dagli stipendi dei parlamentari, dalla corruzione, dal numero di auto blu, dal livello di spesa pubblica, dall'ampiezza del cuneo fiscale o dal colore dei governi. Il contrario succede a chi, come la Germania, ha una moneta più debole di quello che sarebbe un eventuale nuovo marco tedesco. Il listino prezzi della Germania risulta molto più conveniente del normale, grazie alla denominazione in una moneta di valore inferiore, e quindi è in grado di schiacciare la concorrenza invadendo il mercato con i propri prodotti venduti sotto costo, senza nessun effetto di riequilibrio che un normale apprezzamento del cambio realizzerebbe automaticamente. Non si può fare naturalmente il riequilibrio tramite il cambio perché la moneta è diventata unica, ma per realtà troppo diverse, e qui si presenta la resa dei conti. Da qui si passa poi alla crisi del debito, con la natura artificiale dello spread, pilotato unicamente dalla Banca Centrale Europea, e con le assurde richieste dei fondi salvastati e del fiscal compact, utili insieme all'incremento delle tasse soltanto a distruggere i nostri consumi domestici e a ripianare i crediti vantati dalle banche dell'Europa centrale verso gli stati periferici. Lo spazio maggiore nell'opuscolo, nel manualetto, è ovviamente riservato alle euroleggende. Cosa sono le euroleggende? Adesso, dopo la pubblicità, ci torniamo subito. È l'introduzione che stiamo leggendo oggi su Il Giornale a questo manuale, del quale poi parleremo sommariamente. Basta Euro, come uscire dall'incubo, un manuale di autodifesa dalle più comuni bugie sull'euro, edito e distribuito dalla Lega Nord, che troverete a partire da Milano e poi da Torino. Milano il 22 febbraio prossimo, sabato prossimo, alla conferenza di presentazione di questa iniziativa e del volumetto, che poi sarà facilmente accessibile a tutti attraverso le sedi della Lega, ma anche le manifestazioni che si terranno nelle diverse città. Intanto, ripeto, il numero di telefono per prenotarsi per sabato a Milano, chi vuole partecipare a questo incontro pubblico, 02 66 234 279. Il fuoco